Buongiorno signori e benvenuti a queste sibille interattive con il Degara Maledetto Veneziano. Il Degara ci raggiunge fra un po' perché sta facendo una piccola consulta. Bene, eccoci qui per le sibille. Come ogni volta vi incomincio a raccontare cosa fa il Degara Maledetto Veneziano. Per i nuovi vi ricordo che se volete fare una domanda per queste sibille, nome, data di nascita e poi qualcosa come domandina che abbia un senso, cioè non è in amore cosa mi succede quest'anno, ma dovete dire ad esempio se siete sposati, single, divorziati, con figli, insomma dovete fare un piccolo resoconto della situazione per fare in modo che le sibille possano agganciarsi meglio alla scia energetica. Iniziamo anche con dire che gli amici di Face devono per forza iscriversi a StreamYard, sopra nel gruppo dove c'è appunto la nostra live, c'è la possibilità di iscriversi a dare il permesso a StreamYard per poter fare la domanda. Bene, iniziamo un po' col dire che cosa facciamo. Prima di tutto il sito del Capitano, che è un sito dove hanno già scaricato più di 175.000 ebook gratuiti di radionica e radiestesia con tanti circuiti, spiegazioni e quant'altro. Abbiamo iniziato il Degara Maledetto Veneziano dal 2015, diciamo che il si è giunta un anno dopo e, come si suol dire, la cosa ha preso piede perché più di, diciamo, Marietto e Hilde hanno donato all'umanità quasi 2-3 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici, quando dal 2010, diciamo, la radionica e la radiestesia era appannaggio di poche persone che avevano queste conoscenze, ma dal 2015 in avanti il Marietto ha fatto conoscere allo Stivale, all'Italia, la radiestesia e la radionica. E non solo il Marietto, ma il Marietto, il Degard e tanti altri coraggiosi. Bene, poi detto questo, noi nel sito, intanto saluto anche le amicizie che mi fa sempre piacere vedere, cioè Campolibero. Ciao Campolibero, grazie di aver salutato, e Gica Giulia, ciao, grazie, sempre gentilissimi. Vi ricordo anche che se fate una domanda dovete essere presenti, cioè nel senso che se fate la domanda e poi andate via, il vostro Marietto il Legarda vi chiedono di dare un segno di esserci, se no passiamo alla prossima domanda, perché ci siamo resi conto che c'è persone che continuano a fare la stessa domanda, quindi il motivo è semplice: fare una domanda e poi se ne vanno. Detto questo, andiamo avanti e parliamo un po' anche dei nostri prodotti. Il sito Capitano ha dei prodotti nella sezione shop, ad esempio un prodotto che va tantissimo soprattutto in questo periodo è l'albero sefirotico, la moneta talismano del Maledetto Veneziano, il Degard, costa 150 euro più 10 euro di spedizione e praticamente è un ottimo, per i tempi che corrono, è un'ottima protezione per il semplice fatto che le protezioni non bastano mai. Questo è importante capirlo, ma diciamo che con i tempi che corrono, con questi russi che stanno invadendo l'Ucraina e poi, come vi ho già spiegato in Marietto, non si fermeranno solo lì, andranno avanti. Infatti tutti quelli che dicono che c'è questa possibilità, tipo Polonia, Finlandia, Romania, effettivamente non stanno sbagliando. Bene, questo è uno dei servizi che offriamo, cioè l'albero sefiro, il ciondolo magico. Poi abbiamo anche i vari sigilli praticamente di Salomone, che sono importantissimi. Questo sigillo, ad esempio, ma non solo questo, anche quest'altro. Insomma, abbiamo 44 sigilli di Salomone. Diciamo che Salomone era 2000-3000 anni prima di Cristo, e poi dopo ultimamente stiamo spingendo anche i Salomoni, i sigilli di Mosè, proprio perché purtroppo la situazione è difficile per molti, sia a livello economico che per quello che succederà fra poco anche al territorio italiano. Quindi il Degara Maledetto Veneziano propongo questi sigilli. Vi ricordo una cosa importante: Mosè, oltre a essere un profeta, oltre a essere un magus, era anche un generale, e quindi chiaramente
sapeva quello che faceva e proponeva, diceva. Quindi questi sigilli sono molto potenti. Se volete informazioni basta che andate nel nostro sito del capitano, dove ci sono scritte delle specifiche di questi sigilli. Eventualmente anche per quelle persone che vogliono invece qualcosa di più specifico, il Degar Magneto Veneziano propongono dei riti operativi propiziatori. È importante capire una cosa: i riti propiziatori, purtroppo, di alta magia operativa, purtroppo la gente non si rende conto che non sono quelle buttate o quelle sparate da New Age, ti manda energia colorata, angeli colorati, extraterrestri in carrozza, salti quantici, insomma, tutto quel zabbaglione di persone, macedoni di persone che purtroppo hanno svilito un po' l'arte magica. Fare un rito propiziatorio ci vuole tempo, ci vuole forza economica, ci vuole pazienza, proprio perché si vanno a toccare le sfere alte, no? Le sfere vibrazionali alte, che non sono gli angeli. Chiaramente poi dal 1190 la Chiesa di Stato li chiamate angeli, ma in realtà sono proprio forze energetiche che non stanno su questo piano. Chiaramente se le persone poi vanno da gente che usa energie basse, e poi il risultato è quello che è alla distanza, siano problemi fisici e via dicendo. Poi qui vedete i vari riti che proponiamo. Vi ricordo anche che la nostra Hilde c'è lunedì, venerdì e mercoledì. Anche oggi ci sarà, fra un po' a entrare in scena anche lei, però lunedì e venerdì è alle 21:15. Chi vuole poi fare un consulto privato con lei sono 20 euro o 45 minuti. Andiamo avanti, spieghiamo ancora altre cosine. E un'altra cosa importante è che per quelle persone che hanno fatto il vaccino e si affidano a noi, per la pulizia radiostesica al martedì ci dovete contattare, costa 20 euro questa pulizia per 4 volte e serve più che altro per pulire il corpo eterico da queste spurie energetiche negative che alcuni vaccini sperimentali portano con sé. E invece al venerdì il Degar Magneto Veneziano fanno, per quelle persone che si sono affidate a noi, le pulizie periodiche. Questa sera, non oggi, ma venerdì facciamo le pulizie periodiche, finito le sibille interattive. Poi se qualcuno invece vuole un consulto del vostro Magneto Veneziano, sa dove trovarmi, a questo numero che passa sotto e passa sopra. Bene, io adesso inizierei subito con una domanda. Vediamo un po' il primo fortunello che è nella nostra lista, mi raccomando, ed è il nostro, vediamo un po', che è il nostro Giuseppe. Giuseppe dell'84 vorrebbe sapere se tra lui e Caterina 85 nascerà un amore. Lei è una ragazza che ho conosciuto sui social, con cui mi dovrò incontrare prossimamente. È il nostro Giuseppe, chiede se lui dell'84 con la Cati, la Caterina dell'85, nascerà qualcosa di importante. E vediamo un po' cosa nasce fra questa coppia di amicizie. Il nostro Giuseppe, che ormai è una persona che ci segue da tantissimo tempo. Vediamo un po'. Allora, il taglio giovane fanciulla. Giuseppe, il taglio è promettente, un taglio vigoroso, un taglio importante, è un taglio che fa capire che potrebbe nascere qualcosa, nasce qualcosa di buono, però attenzione che la giovane fanciulla alcune volte è un pochettino volubile, è un pochettino così, è un sì e un no. Comunque il taglio è positivo. Vediamo un po' cosa potrebbe nascere. La nostra Caterina. Voilà. Il militare. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Allora, qui il passato, vedo che ci sono stati dei cambiamenti. Vedi Giuseppe, mettiamolo bene a favore di camera. Ci sono stati cambiamenti. Poi c'è stato, non so, tu hai valutato molto le persone anche in modo segreto, oppure non so, c'è stato qualcosa di nascosto. Io non so se la Caterina ha dei figli o vorrebbe averli, però vedo che c'è una donna
oppure qui nel posto di lavoro c'è qualcosa che non va. Insomma, è un passato, visto che è una cosa nuova fra voi due, difficile da interpretare, e sembra che la Caterina, non so, o ha dei figli oppure è una mamma possessiva, oppure qui vedi c'è questo uomo che guarda, che potresti essere tu, ma potrebbe essere anche nel posto di lavoro, che c'è qualcosa di nascosto da mettere a posto, vedi? Oppure qualcuno che la vuole derubare e fargli qualcosa a questa Caterina. Quindi il passato è molto incerto, no? Perché appunto è una persona nuova, che conosci da poco, molto probabilmente, e quindi il passato sembra che ci sia veramente un cambiamento o un viaggio, e ci saranno dei cambiamenti, vedi, cambiamento, leggerezza, qualcosa da lontano, c'è qualcosa però in pentola nel passato che è nascosto, quindi attenzione, andiamo un po' coi piedi in piombo. Il presente invece vedo che c'è molta conversazione, sembra che ci sia veramente del feeling, però attento, vedi qua la falsità, che potresti ricevere notizie importanti e forse fuorvianti, però diciamo che nel presente ha avuto una bella impressione, è una persona con cui naturalmente avrai sicuramente un impatto forte anche fisico, sentimentale. Attenzione che magari potresti ricevere nella linea presente delle informazioni sbagliate. Lei vedo che è molto speranzosa nei tuoi confronti, vedo che è molto positiva nei tuoi confronti, insomma gli devi piacere. Poi c'è il militare e vedi l'orgoglio. Ci potrebbero essere dei segreti e vedo un pizzico di orgoglio che non so da che arriva, però vedo che lei è molto ben disposta nei tuoi confronti, Giuseppe, e ripeto, avete nella linea presente parlato bene, è stato bene, ci potrebbe essere sicuramente qualcosa di importante. Attenzione che potresti ricevere delle informazioni un po' sfalsate. Lei ci terrà nei prossimi mesi, però attenzione, militare e superbe, ci sono cose grosse e segrete. Poi però qualcosa di importante con la Caterina potrebbe nascere in futuro, vedi? L'Imeneo, tu sei molto disponibile, ma ci potrebbe essere un piccolo, o un'altra persona, un piccolo tester, un piccolo esamuccio da passare, oppure lei ha avuto una relazione con una persona narcisista. Quindi attenzione. Il futuro com'è alla fine? Beh, le sibille dicono attenzione perché c'è qualcuno che vi spia, lei è molto, come si dice, è molto... sta attendendo una risposta forse da te e potrebbe nascere qualcosa, però vedo che c'è della malinconia. Quindi diciamo che per il prossimo incontro sarà sicuramente qualcosa di positivo, Giuseppe, però vedo, e lei è molto motivata, poi attenzione che ci sono dei segreti, nascerà sicuramente qualcosa di importante, però o entra in scena una persona, vedi, che o ci sarà un esame e vedo che vi spia qualcuno e lei sta aspettando una risposta e sembra che questa risposta naturalmente che gli darai tu, oppure entra in scena un nuovo sembra quasi che entra in scena un'altra persona e lei sta aspettando una risposta e vedo che la malinconia ci dice che non sarà positiva. Quindi diciamo che ci sono più sì che no. L'unica cosa che non mi fa ben temere è questo artista, perché io conoscendo Giuseppe bene, so che è una brava persona, è una persona seria, corretta, e questo artista non ti rappresenta, quindi l'artista è una persona un po' che vuole sfruttare e non è il tuo caso, quindi sembra quasi che entri in scena un'altra persona nel futuro. La domanda però era se ci sarà qualcosa di importante fra te e Caterina. Beh, sembra proprio di sì, che ci sia qualcosa di corposo, qualcosa che effettivamente varrà la pena vivere, solo che poi purtroppo entrerà in scena una persona del suo passato. E lì, ma questo si parla entro un anno, massimo un anno, Giuseppe, quindi tranquillo, andrà bene. Vedo che c'è un feeling, qualche segretino, attenzione a qualche piccola cosina che si dice, ma che poi... Bene, Giuseppe c'è. E Giuseppe, esatto, bene Giuseppe. Benissimo, andiamo avanti, vediamo un po' se c'è qualche domandina nuova. Il nostro campo libero.
Valentina dell'80, Alessio del 70, interessato a me? Sono fisicamente o provo anche sentimenti, tutti e due single. Allora, vediamo la nostra Valentina dell'80 con l'Alessio del 70. A Campolibero, tu ci sei? Eccolo qui che è arrivato il nostro Scudenerio, benissimo, fra un po' arriverà anche la nostra Hilde. Quindi la nostra Campolibero chiede anche se è certo che verrà attaccata, è da 15 anni che lo spiego. Campolibero da 15 anni che lo spiego che sarebbe arrivata la guerra con la Russia, quando gli altri parlavano dei salti quantici nel 2012. Si vede Campolibero che non mi segui da molto tempo, devi essere fresca, dagli ultimi anni mi segui, ma io lo sto spiegando dal 2010. Bene, andiamo avanti. Vediamo un po' il nostro Valentina dell'80 adesso, se è interessato a te o solo fisicamente, se c'è qualcosa di importante o la Valentina dell'80, vediamo un po' con Alessio se c'è qualcosa di importante oppure solamente una perdita. Vediamo un po'. Stai attenta perché il taglio ci fa capire che la situazione c'è o un viaggio o questa persona qui è un po', diciamo, birichina, devi stare attenta. Stare attenta perché il taglio ci fa capire che c'è un cambiamento e lui molto probabilmente perché sono delle carte che sono uscite, è un pochettino, come si suol dire, birichina, è un tipo che vuole guadagnare sempre. Vediamo un po'. Allora, la nostra Valentina, vediamo un po' come sta andando. Allora, Valentina dell'80, vediamo un po'. Nel passato la nostra Valentina aspettava con interesse questo Alessio, diciamo così, o una persona. Vedo che l'Alessio nel passato ti ha pensato molto e vedo che ti sei dato da fare anche. Alcune volte però sei stata scoraggiata da questa situazione. Lui ha cercato un po', però vedo che c'è una donna sposata a Valentina. Lui è stato sposato perché entra in scena una donna sposata e non si capisce bene chi sarebbe questa donna sposata. Voi siete single, però non si capisce bene chi è questa donna sposata. Nel mio presente vedo che c'è qualcosa che non va, Valentina. Hai pianto o piangerai, hai paura di perderlo. Poi c'è questa donna sposata che mi fa capire che o entrerà in scena e infatti tu piangi per una donna che ha dei figli, o lui ha un'altra relazione con una donna sposata e non te l'ha mai detto. Però vedo che c'è molta conversazione fra voi due e poi sembra quasi che nel futuro prossimo ci sia qualcosa di importante. Ci sia qualcosa veramente di importante che potrebbe succedere fra te e l'Alessio del 70. Però attenzione, tu sei una donna forte, Valentina, non ti arrendi, però ci sono dei segreti che molto probabilmente l'Alessio non ti ha detto, vedi, in futuro, segreti nascosti, vedi, c'è la carta del ladro, del militare, quindi come si potrebbe interpretare? Beh, nel presente hai paura di perderlo, una donna sposata o che lui frequenta o frequenterà o che tu verrai a sapere, insomma vi metterà i bastoni fra le ruote, infatti vedi che tu piangi. Poi nascerà di nuovo fra voi due una comunicazione importante. Vediamo un po' cosa dice la nostra Valentina. È separato, ma c'è una sua amica sposata. Esatto. Infatti questa donna, vedi, sposata, che lo contatta, e proprio qui si vede, si vede qua, lo contatta e tu ci rimani male e vedo però che avrete una conversazione, in futuro ci sarà di nuovo fra voi due, sicuramente qualcosa importante, però vedi, riceverai dei messaggi e tu sarai forte, però c'è questo militare e questo ladro che proprio non mi convincono con l'Alessia, non mi danno quella solidità di dirti sì, è una persona che vale, il santo vale la candela, anzi
io vedo che lui farà delle cose di nascosto. Poi, vedi, c'è il domestico, sembra che sia volonteroso nei tuoi confronti, la costanza, l'artista, la fedeltà. Allora, il finale è quello che conta poi, no? Entro un anno bisogna vedere. Vedi, il domestico sembra che lui raddrizzi il tiro quando capisce che potrebbe perderti. E tu sei una donna forte, abbiamo visto qui nella Speranza, Costanza, Valentina Vali, però attenzione, perché questa fedeltà, quando esce questa carta qua, o è un'altra persona, Valentina, oppure è, vedi, è un narcisista. Devi stare attento perché se cadi nella trappola con un narcisista, se tu sei forte, però insomma vedo anche prima bugie, robe fatte di nascosto. Cioè, la tua domanda è: ci sarà un futuro, un'intesa sentimentale? Sì, però è attendibile? Nì. Diciamo che c'è Valentino, un 60% di possibilità che tu abbia qualcosa di importante con lui. Poi il 40% è che la situazione chiaramente è lì bisognerebbe lavorarci sopra, perché il finale non mi lascia tranquillo. Allora, vediamo un po', andiamo avanti, qui cosa gira, che amicizie ci sono, il campo libero. Poi, signore, sapete già delle domande? Sapete già delle domandine, le avete fatte sia a Hilde che a me, roba del genere, e andate via. È chiaro che poi non vi rispondiamo più, se non ci siete. Andiamo avanti e vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' il Massimiliano Andolina. Vediamo un po'. Buonasera Marietta, vorrei sapere se il percorso di Kabbalah che ho intrapreso sarà positivo per me e porterà benefici. Il nostro Massimiliano è del 67. Vediamo un po'. Massimiliano è sempre qui con noi. Grazie Massimiliano, vediamo. Vediamo un po', Massimiliano, se il suo percorso di Kabbalah che ha intrapreso sarà positivo per lui. Un po'. Allora, certamente il taglio è positivo. Vedi, la consonante sorpresa vuol dire che stai lavorando molto, Massimiliano, e la morte è una rinascita per la Kabbalah, chiaramente. Quindi sembra quasi che tu stia per lasciare qualcosa di te stesso, non una morte fisica, chiaramente, ma sembra che tu materialmente lasci qualcosa di importante di te stesso e rinasci perché stai lavorando bene in quella direzione lì. Cioè la morte qui non si intende qualcosa di fisico, ma si intende qualcosa di spirituale, cioè lasci la materialità e vediamo un po' cosa sta per nascere. Beh, c'è qualche rimpianto, però vabbè, qualche blocco. Allora, Massimiliano, vediamo un po'. Beh, nel passato vedo che, vedi, quando c'è l'artista per gli studi, è sempre positivo, vedo che ti sei impegnato molto, però c'è stata una donna molto probabilmente che ha frenato questo tuo entusiasmo, però ti sei impegnato molto nel passato e molto probabilmente hai raccolto alcuni frutti. Nel presente la Kabbalah è una sicurezza, però stai attento che ci potrebbe essere al di fuori di questo percorso evolutivo, questo percorso spirituale, delle situazioni in cui effettivamente ci potrebbe essere dei rimpianti. Tutto sommato però vedo che fai la cosa giusta, incontrerai nel futuro prossimo persone positive, forse anche una donna che ti aiuterà, un'amicizia che ti aiuterà, potresti incontrare dei blocchi nel tuo percorso evolutivo, però vedo che sei motivato tantissimo. Sei una persona forte, e qua si vedi,
La falsità è anche il gatto è anche un'occasione in questo caso qua, perché si parla di spiritualità, evoluzione spirituale. Sei una persona forte e nasceranno nuove aspettative. Quindi questo percorso cabalistico che stai facendo sicuramente porterà a nuove conoscenze, a nuovi modelli di visione di giustizia. Vedo che Massimiliano sei molto motivato, vedi l'amante che è la carta per antonomasia della persona che vuoi faccia. In futuro ci potrebbero essere dei blocchi, perché c'è la prigione, quindi cercheranno di bloccarti, però alla fine, anche se potrebbero dire cose che non sono vere, la tua forza, la speranza, il bambino che fa nascere nuove cose, ti darà delle nuove aspettative. Quindi fondamentalmente il percorso che stai facendo, io direi che è estremamente positivo. Certamente chi studia la Kabbalah sa che ci sono molte salite e poche discese all'inizio, poi dopo quando si passano i primi 2 o 3 anni la cosa cambia. Saluto Lidia Bianchi, ciao Lidia, grazie di essere con noi. Vediamo un po'. Voilà. Bene, andiamo avanti. Vediamo un po'. Ciao Lidia. E vediamo un po' la Simona Ferrario. Cosa dice? Buonasera, chiedo per mio figlio Andrea del 95, finalmente nel lavoro ho avuto una bella promozione, adesso manca l'amore. Arriverà. All'Andrea del 95 vediamo se arriva l'amore per la Simona, cioè per Andrea. Del 95, se arriva l'amore, quello vero, quello A maiuscola e non perdite di tempo. Vediamo un po'. E la Simona c'è, bene Simona, bene, sono contento che quando vi fate presenti, cioè gente che chiaramente avete questa occasione per avere una risposta professionale gratuita, fa sempre piacere che le persone ci siano, perché ci siamo resi conto che molti fanno le domande e poi se ne vanno via e rifanno la domanda la volta dopo, questo non va bene, perché fate perdere tempo anche agli altri, quelli che mettono la domanda a scatto. Vediamo per Andrea, se arriva l'amore. Beh, lui sta aspettando, forse anche una donna sta aspettando l'Andrea, però mi sembra che l'Andrea è un po' pragmatico, è un po' un tipo che gli piace scegliere, deciso, è un tipo che non è che si fa tanto prendere in giro, Andrea, attenzione, non è un tipo, sta aspettando, però non è che salta sul primo carro che incontra, mi sa. Vediamo un po' cosa dice. Sembra che ci sia qualcosina. Vediamo un po'. Ma guarda, adesso vedo che la situazione in passato, mi sembra che Andrea fosse innamorato ancora di una vecchia fiamma, o una vecchia fiamma innamorata di lui. È un tipo forte, però forse o ha avuto attimi di nervosismo nel passato, o ha sentito persone che dicevano tutto contro tutto. Però diciamo, o lui è innamorato ancora di una vecchia fiamma, è un tipo forte e forse si è fatto distrarre un po' da o nervosismo o dicerie. E sembra che parli con più persone femminili. Questo Andrea non è che si tira indietro tanto facilmente. Vedo che nel presente c'è nell'area, lui è forte, una vecchia fiamma e lui è speranzoso di questa persona qua. Però attenzione, digli di stare molto attento perché vedo che Andrea nel futuro avrà delle situazioni molto difficili. Adesso sembra che ci sia qualcosa che bolle in pentola positivo, però vedo che nel futuro, vedi, da lontano arriveranno dei problemi che lo tireranno giù di morale, segreti, cercheranno di ricucire con un'amica, però io vedo che adesso forse lui in questo momento sta sperando qualcosa con una vecchia fiamma, è molto motivato, vedi qua? E l'amore sembra che stia per sbocciare, però vedi qua due linee tremende, difficili, con dei segreti, robe da mettere a posto, disgrazia.
digli di stare attento. Poi vediamo però il finale, che è quello che conta. E il finale vedo casa, bambino, giovane fanciulla e sospiri. Beh, io penso che in futuro ci sarà qualcosa che gli farà battere forte il cuore, vedi? Sospiri, lui avrà paura di perderlo. Nel futuro vedo che sta per arrivare, entro un anno, qualcosa di valido, qualcosa in cui una persona dice in effetti questo vale la pena investire, darsi. Vediamo cosa dice la nostra Simona. Esatto, sì. La Simona dice troppo serio per la sua età. Da solo per... Esatto, sì. Dato che è vaccinato, sì. Allora, io vedo, Simona, vedi, il problema cos'è, Simona? Il problema è che lui deve stare attento perché probabilmente si innamorerà, no? Lui sta aspettando una vecchia fiamma, si innamorerà, però qua io vedo che c'è nel futuro una donna che arriverà nella sua vita e lui avrà paura di perdere. Una donna solida, sì, hai ragione, tu è serio, perché per essere serio è serio, però vedo che questa donna sarà anche un pochettino volubile. Quindi adesso nella linea presente vedo che c'è molta emozione per una donna del passato, però nel futuro prossimo ci saranno situazioni difficili. Poi vedo che un'amica potrebbe entrare nella sua vita e vedo una donna solida, seria, e nascerà sicuramente qualcosa, però deve stare attento perché lui avrà paura di perdere. Quindi, riassumendo, per Andrea questo periodo sembra che stia tornando una fiamma o lui è innamorato di una fiamma. Poi blocco totale per 2-4 mesi e poi sembra che arrivi una giovane donna in cui o lui avrà paura di perdere o lei avrà paura di perdere. Quindi è ancora un grande punto di domanda. Comunque sembra che si stia avverando, perché quella del passato che lui ama questa donna del passato, sembra che la cosa si fermi lì, ma poi incontrerà modalmente qualcuna, perché vedi, qua c'è un tipo di il dottore e qualcuno che cercherà, è un'amica, cercherà di aiutarlo. E io vedo che molto probabilmente c'è un'entrata in scena di una donna giovane, però non capisco se è lui che ha paura di perdere lei o viceversa. Quindi Andrea in questo periodo qui andrà benone anche a livello sentimentale, poi ci sarà una piccola montagna russa in discesa, cioè in salita, e non lo vedo proprio sereno per i prossimi mesi e poi dopo incontrerà molto una donna più giovane di lui. Bene, cari amici, abbiamo fatto i nostri 32 minuti, io vi ringrazio, vi ricordo il De Garda che chiaramente ci doveva essere, ma purtroppo per lavoro in questo momento non c'è. Vi ricordo la nostra Ildegarda, se volete contattarla, qui c'è il, come si dice, il numero di telefono per un consulto, 20 euro 45 minuti, e se no per le civili gratuite voi sapete che il Ildegarda c'è sempre al lunedì, venerdì alle 21:15, questa sera ci sarebbe dovuta essere alle 18 e mercoledì prossimo chiaramente non mancherà di essere con noi. Bene, cari amici, vi aspettiamo numerosi alla prossima Sibille Interattive e ricordatevi il numero di Ildegarda, 20 euro 45 minuti per un consulto privato. Grazie e alla prossima dal vostro Mariello.